Carlo Fontanelli, Geo Edizioni, che ha firmato questo nuovo libro scritto da Irene Puccioni, 50 volte in bici sotto la torre. Un modo per festeggiare i 50 anni della torre, un modo ancora per celebrare questo binomio Geo Edizioni ciclismo, che va avanti da tanti anni. Anche quest'anno l'almanacco del ciclismo toscano, insomma non vi fate mancare proprio niente. No, è come dire, il nostro impegno è quello sempre della conservazione storica della memoria sportiva, il ciclismo e altre discipline in particolare. La Torre, che è comunque un appuntamento importantissimo nel mondo del ciclismo, quest'anno fa i 50 anni, ormai è una classica del ciclismo dilettantistico toscano, era un appuntamento importante, e con Irene Puccioni e soprattutto con gli illuminati dirigenti dell'Unione Ciclistica La Torre abbiamo raccolto tutto questo materiale e dato alle stampe questa, credo, come dire, piacevole pubblicazione. Poi starà al lettore dare il giudizio. Giacomo Bacci, vicepresidente vicario della Federciclismo Toscana. Gran Premio La Torre, ormai un marchio di fabbrica, 50 anni, una corsa storica, una corsa che è entrata nel DNA del ciclismo toscano. L'occasione per celebrarla, questo libro, ancora una volta un modo per ricordare gli sforzi di un'intera comunità. 50 anni di storia, 50 anni di ciclismo, 50 anni che questa gara vive e che sicuramente ancora una volta riesce a dare lustro al nostro movimento. Credo che d'altra parte nel DNA c'è questo dei toscani, quello di saper organizzare le gare, quello di saper presentare le gare, e quindi credo che questa sia una fra quelle classiche di apertura che sicuramente coronano ancora una volta il ciclismo toscano. Siamo ospiti del comune di Fucecchio, un'amministrazione vicina al ciclismo. La frazione della Torre con tutti i suoi abitanti contribuisce, davvero un chiaro esempio, uno dei pochi esempi in cui tutto il paese lavora per una corsa. Quindi dico grazie all'amministrazione comunale che insieme alla popolazione di Fucecchio che riescano a star vicino a questa manifestazione. Mi auguro che possa esserci questo connubio che sia ancora molto lungo e che quindi possa portare nel tempo ancora un contributo importante affinché questa manifestazione abbia ancora da vivere. Claudio Toni, sindaco di Fucecchio, comune che ospita la davvero vivissima frazione della Torre, una frazione che grazie alle tante attività riesce anche a organizzare per la 50ª volta il Gran Premio La Torre, un'occasione per celebrare questi 50 anni di storia di ciclismo e storia anche di comunità. Allora, innanzitutto credo che il ciclismo sia uno degli sport, uno dei pochi che sono molto legati sia al nostro territorio sia alle famiglie e alla gente, quindi è uno sport veramente popolare. E il fatto che ci siano sportivi appassionati che da oltre 50 anni organizzano una competizione in una frazione, una parte del nostro territorio, e che oggi appunto lo celebrano qui con la presentazione di un libro e con la presentazione del prossimo evento, sia una cosa importantissima per la nostra comunità, e quindi testimonia un legame vero che c'è tra lo sport popolare come il ciclismo e la nostra gente. Andrea Tafi dal circuito della Torre è passato, da questa corsa che compie 50 anni nel 2012, ha pedalato su queste anguste stradine della periferia di Fucecchio ed è arrivato nel ciclismo dei professionisti. Uno sguardo indietro a quella che è una corsa che quest'anno compie 50 anni, lo dicevamo, non è facile, però lo spirito di questa organizzazione è sicuramente da elogiarsi. Senza ombra di dubbio, io ho dei bellissimi ricordi alla Torre, anche perché io ho vissuto nella mia vita, diciamo, la mia prima infanzia fino a 17 anni proprio a Pontacappiano, che è proprio una frazione che confina proprio con la Torre, e quindi i miei allenamenti li andavo a fare proprio lì. Diciamo che gli organizzatori si danno veramente un grande affare per organizzare tutti gli anni questa gara, e quindi è veramente un grande applauso che io gli voglio fare, perché arrivare a questo traguardo è un traguardo molto importante e sono convinto e sicuro che continueranno ancora. Per il comune di Fucecchio penso che sia anche un fiore all'occhiello, perché queste sono, diciamo, corse che oramai sono passate nella storia e devono far tesoro di tutta questa organizzazione che tutti gli anni si adopera affinché appunto possano arrivare i migliori corridori in panorama nazionale. Ecco, tecnicamente il circuito della Torre non è un circuito durissimo, ma è sicuramente esigente dal punto di vista tecnico, specialmente poi, e non è cosa rara, se a fine febbraio anche le condizioni atmosferiche non sono delle migliori. È un percorso molto impegnativo, perché non c'è un metro di pianura, tutto sali e scendi, quindi bisogna dosare veramente le proprie forze
e cercare magari di sfruttarle nella maniera giusta e in una volta sola, ecco, perché si sprecano una volta e poi non si risprecano più, quindi una volta fatte bene come tante. Io mi ricordo un anno che Luca Scinto ha vinto proprio alla Torre, ha saputo sfruttare al meglio appunto le sue potenzialità, facendo veramente un grande attacco, e quindi questo gli ha dato ragione. Io purtroppo non ci sono mai riuscito, però veramente ho dei bellissimi ricordi di questo Gran Premio. I 50 anni della Torre Alfredo Martini li avrà visti davvero da spettatore, da addetto ai lavori, da commissario tecnico, avrà visto crescere questa manifestazione che festeggia il mezzo secolo di storia. Mezzo secolo è davvero tanto, specie per una frazione, non lo smettiamo mai di ripetere, così piccola ma così piena di passione per il ciclismo. Sai, 50 anni è un bel numero e ti dà segno alla passione costante che hanno per il ciclismo la gente di questa terra. Fucecchio, parlavo delle corse di Fucecchio di 50-60 anni fa, e ne parlavo prima che della dipartita di Indro Montanelli. Io ebbi il piacere di andare insieme a Fiorenzo Magni a trovarlo, e ci raccontava di quando seguiva la corsa dietro una moto di polverone, questa moto che la guidava, lui lo chiamava Canapone, e trasmetteva queste cose, di aver seguito queste corse con l'entusiasmo di un giovanotto, lui che ormai aveva già passato 85 anni. Ecco, quindi io sono affezionato anche per tanti avvenimenti di Fucecchio. Il Gran Premio della Torre è il fiore all'occhiello come manifestazione di questa città, ma la città di Fucecchio ha altre cose importanti, il territorio medesimo. E per l'organizzazione di questa corsa si sono alternati tantissima gente che ha messo a disposizione di tempo libero per cercare di arricchire sempre di più questa manifestazione, che ha una grande importanza. Basta parlare con i corridori, e i corridori la tengano fra le corse migliori. Questo circuito di 100 km, che non è facile, perché presenta delle colline impegnative, dà vita a una manifestazione che rimane, che resta. Un corridore che può passare per primo il traguardo oppure essere protagonista in questa corsa, salva almeno l'inizio della sua stagione. Ecco Alfredo, un'ultima questione. L'Alfredo Martini, commissario tecnico, direttore sportivo, cosa direbbe ad un corridore che sta per iniziare l'avventura nel Gran Premio La Torre? Hai detto un circuito impegnativo, saliscendi continui, corsa di 100 km, è un'apnea perché dall'inizio alla fine non c'è momento di recupero. Sai, per suggerire le cose bisogna conoscerli i corridori, bisogna stargli vicino, vedergli come si preparano e per suggerirgli qualcosa da fare durante la prossima edizione bisogna capire che condizioni hanno raggiunto. L'importante per i giovani è credere in se stessi e credere in quello che hanno fatto. Se si sono preparati bene, nel momento crude, cioè nel momento del massimo sforzo della corsa, lo supereranno, altrimenti c'è il cedimento, cosa che avviene quando uno sa che non è preparato o che non ha fatto tutte quelle cose che doveva fare.